Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Esordiamo in questa nuova puntata di Panorama Sardo parlando del settore immobiliare e lo facciamo negli uffici di Angelo Bianchi, che è il presidente regionale della Federazione Agenti Immobiliari Professionali. Esordisce a Telesardegna Giorgio Savedu, neopresidente per la provincia di Cagliari della stessa associazione. Savedu, come sta andando con le sensazioni di questi primi 2 mesi, il 2022 per il vostro settore? Buonasera a tutti, innanzitutto vi ringrazio dell'invito e dell'ospitalità. Le sensazioni sono molto positive, a parte ovviamente la flessione che si verifica in particolari periodi dell'anno, come per esempio il periodo natalizio, però l'inizio dell'anno è stato veramente notevole, quindi con diciamo molte transazioni appunto immobiliari. Si riflette anche nel settore del credito, in quanto le banche in questo triennio hanno messo nel settore, programmato molte risorse per cercare appunto di accelerare e favorire il mercato immobiliare. Mi tolgo una curiosità, Savedu, perché nel periodo natalizio c'è una flessione? Probabilmente, dico appunto una sensazione mia personale, c'è una flessione probabilmente perché le persone sono più orientate ad altre motivazioni, tipo per esempio appunto vacanze natalizie e regali natalizi. È una sensazione che ho io perché in 22 anni di attività ho notato che in quel periodo proprio c'è questa flessione. Ho letto un bell'articolo recentemente dove venivano sommati tutti gli interventi dello Stato in tema di edilizia, costruzione e settore immobiliare. Oltre il super bonus 110%, il bonus facciate, il bonus ristrutturazione al 50%, il bonus restauro prima casa, il bonus casa under 36, sovvenzioni per l'affitto giovani under 31. Praticamente lo Stato ha voluto incentivare questo settore in tutti i modi. Sì, sicuramente l'idea è quella di aiutare un settore, quello dell'edilizia, non solo dell'immobiliare, dell'edilizia che sino a 15 anni fa rappresentava il 20% del prodotto interno lordo. Poi tutta una serie di azioni governative di tassazione, da Monti a Bersani, hanno fatto sì che questo volano cadesse, ma storicamente l'Italia si regge molto sull'immobiliare, per cui hanno tentato e stanno tentando di dare un po' di risorse in più. Tuttavia non è tutto oro che luccica, nel senso che tutte queste agevolazioni devono passare attraverso le forche caudine di determinati parametri a volte insormontabili. Vero è che si vede Cagliari soprattutto, ma anche tutto l'Interland cagliaritano, si vedono un sacco di cantieri, un sacco di facciate vengono ripristinate. Questo è sicuramente un aiuto in previsione anche dell'idea dell'Unione Europea nel 2030 di
questa è l'idea, perlomeno, poi bisogna vedere tra il dire e il fare, sempre c'è di mezzo il mare, di mettere in vendita solamente determinati immobili che hanno caratteristiche di un certo pregio. Quanto è accaduto sul superbonus ha fermato il mercato di chi costruisce, ma le è capitato, sapendo in questi ultimi 2 anni, di incentivare una vendita proponendo all'acquirente la possibilità di migliorare la qualità della sua casa sotto il profilo energetico? Assolutamente sì. Adesso il cliente, le dico, è ancora vergine da questo punto di vista, però piano piano sta diventando attento anche alla classificazione energetica dell'immobile, quindi alla vivibilità dell'immobile stesso, alla prestazione energetica, quindi al risparmio nel riscaldare e rinfrescare l'immobile. Pertanto stiamo vedendo che molti clienti già in questa fase stanno appunto richiedendo la certificazione energetica già nel momento in cui vanno a visionare l'immobile, e io stesso in diversi annunci ho pubblicato anche dei render con il miglioramento dell'immobile stesso. Bianchi, che cosa sta funzionando in Sardegna? Quali sono i centri dell'isola dove si vende meglio? Ma diciamo che a macchia di leopardo, sicuramente le grandi città, le faccio è emblematico Cagliari e Quartu. Cagliari vive un momento storico di grande effervescenza, pur essendo un mercato molto costoso. Non ci sono immobili, e quando si mettono degli immobili sul mercato di medio livello, non di grandissimo livello, i clienti proprio si buttano a capofitto, mentre a Quartu latita, ma perché Quartu sconta il fatto che ci sia Viale Marconi, che a detta di molti è impercorribile. Quartu sconta il fatto che i servizi e i sottoservizi non siano a livello di Cagliari. Ci sono tutta una serie di problematiche che devono essere ancora, cioè noi dobbiamo metabolizzare ancora il fatto che Quartu è la terza città della Sardegna, per cui dopo Sassari, Quartu dovrebbe avere sicuramente un livello di servizi che non dovrebbe essere da meno di Cagliari. Parliamo adesso di un argomento che abbiamo affrontato nell'ultima puntata con il segretario regionale della Wilcom. Si parlava di smart working e con la pandemia oggi pare che su questa strada si possa continuare. E cambia anche il modo di vivere la casa. Molti clienti stanno ricercando innanzitutto un ampliamento dell'immobile all'interno del quale ricavare appunto un ambiente che possa essere adibito al lavoro a distanza, quindi uno spazio suppletivo in più. Altro elemento che abbiamo riscontrato da parte della clientela è la vivibilità esterna dello spazio, quindi la ricerca di un terrazzo ampio o la ricerca di un giardino. Queste sono richieste, diciamo, suppletive incrementate dalla clientela. Bianchi, un'altra osservazione che riguarda la qualità degli immobili sotto il profilo della vivibilità. Oggi il vostro cliente cosa vi chiede? Comodità e servizi, come ho detto prima. Tuttavia a Cagliari hanno grandissima difficoltà gli immobili che sono sprovvisti di ascensore già dal secondo piano in poi. Cagliari è una città relativamente vecchia, il centro di Cagliari è relativamente vecchio, per cui difficoltà di parcheggi e difficoltà di posti auto. Un box a Cagliari può raggiungere di medie dimensioni anche i 60 e i 70 mila euro in centro città. Per cui ci rendiamo conto, ma anche il collega sarà sulla mia stessa lunghezza d'onda, che un immobile in centro, bello o brutto che sia, ma provvisto di posto auto, ha una appeal nettamente superiore a un qualsiasi altro appartamento. Si cerca molto la comodità. Concludiamo parlando di commerciale. Chi passeggia oggi per il centro di Cagliari, di Sassari, di Nuoro, di Oristano, si accorge che ci sono tante serrande abbassate. Che fine faranno tutti questi immobili?
Questo è, diciamo, un punto interrogativo degli immobili commerciali. Purtroppo patisce molto il commerciale la crisi appunto aziendale di nuove imprese che hanno, diciamo, difficoltà ad iniziare perché devono essere incentivate in qualunque modo, quindi con una tassazione anche inferiore. Un elemento che aveva favorito alcuni anni fa l'affitto, quindi la locazione degli immobili commerciali, era l'applicare la cedolare secca anche a questi immobili. Incentivo che è durato soltanto un anno sulla base appunto della legge finanziaria, è stato eliminato, comunque non è stato prorogato e purtroppo si è risentito nelle locazioni. A parte i costi locativi che sono veramente fuori da ogni grazia di Dio, mi passi il termine, per quanto riguarda realtà come Cagliari e anche in zone non certamente di pregio, ma dovrebbero... io sarei dell'idea di eliminare anche determinati balzelli fiscali che gravano sugli immobili chiusi, perché chiaramente se non produci il reddito perché devi continuare a pagare IMU, perché devi continuare a pagare le tasse classiche di un immobile che dovrebbe essere a reddito. Accade che questi immobili commerciali siano trasformati in sede abitativa? Capita, mi è capitato, però poi dipende sempre da zona a zona quando il piano urbanistico lo prevede. E in effetti, facendoci anche delle passeggiate in alcune zone di Cagliari, ma anche in altri comuni dell'Interland, talvolta si vedono e si verificano questi cambi di destinazione d'uso. Andiamo verso la stagione turistica e è annunciato il ritorno in massa degli stranieri. Ma questi signori fino a che punto sono interessati all'immobile in Sardegna? La Sardegna attira sempre, è un brutto termine ma è bellissima, per cui ci sono molti stranieri che si stanno stabilendo in Italia, per cui a noi stanno arrivando richieste anche di trilocali, quadrilocali, non solo vicini al mare, proprio perché per noi sardi, per noi cagliaritani, avere il mare a due passi ormai è diventata routine, non ci rendiamo conto delle fortune che abbiamo. Moltissimi immobili sono stati riconvertiti per locazioni brevi, moltissimi, infatti c'è una grande richiesta e pochissima offerta di immobili da dare in locazione continuativa, il 3+2, il 4+4. La maggior parte no, ma moltissimi immobili sono stati riconvertiti in affitti brevi. Ormai una camera può arrivare a costare anche 80-100 euro al giorno. Siamo a livelli di hotel. Bisogna chiaramente commisurare anche il livello di servizi che vengono forniti, però il fatto che non si è mai sicuri di avere l'immobile, restituito l'immobile in condizioni decenti da parte degli ex inquilini, spinge i proprietari a riconvertire quell'immobile in locazioni brevi. Il mordi e fuggi, 2 giorni vado via, 3 giorni vado via. Invece non è mai tutelato il proprietario quando deve affittare un immobile in via continuativa. Ti lasciano l'immobile in condizioni allucinanti, non pagano, la morosità, non c'è certezza del diritto. L'ultima domanda è per Giorgio Saveddu: come sarà in definitiva questo 2022? Il 2022 sarà in crescendo perché, come ho detto precedentemente, le banche hanno messo in campo in previsione importi maggiori di credito. La domanda abbiamo già visto che comunque è positiva, è molto, diciamo, favorevole, quindi credo che il 2022 sarà nettamente migliore rispetto al 2021. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa, fornendo un valido supporto per la gestione di tutti i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Nel fine settimana ISDES Sardegna, l'Associazione regionale dei medici per l'ambiente, ha presentato lo studio sulla mortalità in Sardegna per il periodo 2012-2017. L'obiettivo è quello di fornire un'analisi sulla mortalità per cause di decesso comprendente sia l'intera regione che ogni sua articolazione territoriale comunale, non risultando pubblicata recentemente nell'isola alcuna similare indagine epidemiologica. Raccogliendo i dati di fonte Istat è stata condotta un'analisi standardizzata per genere ed età delle cause di morte, per territorio di residenza e utilizzato il riferimento nazionale per l'intero territorio sardo, mentre al fine di cogliere le disuguaglianze nella mortalità tra porzioni del territorio sardo è stato utilizzato il riferimento regionale per l'analisi di distretti delle aziende sociosanitarie locali, per comuni all'interno delle aree sarde identificate come potenzialmente idonee al deposito dei rifiuti radioattivi, per i comuni ricadenti nel sito di interesse nazionale ai fini della bonifica e per i singoli comuni e loro aggregazioni per dimensioni demografiche. I risultati determinati dall'analisi evidenziano una mortalità generale analoga a quella del riferimento nazionale per gli uomini e un difetto di mortalità per le donne. In relazione alle principali cause di morte, in ordine di numerosità dei decessi osservati, si osservano eccessi di mortalità nei maschi, per tumori, per cause esterne di traumatismo e avvelenamento, per malattie dell'apparato digerente, mentre per le donne disturbi psichici, disturbi del sistema nervoso, cause esterne di traumatismo e cause mal definite. Per specifiche sedi tumorali si osservano eccessi di mortalità in entrambi i generi, per tumori di colon retto-ano e del pancreas, per tumori della prostata e del fegato, per leucemia e per tumori laringe ed esofago nei maschi, nelle femmine per tumori al seno. Si evidenzia un eccesso di mortalità per malformazioni congenite e anomalie cromosomiche nei maschi e nella popolazione totale.
decessi di mortalità per infarto in entrambi i generi nell'insieme dei comuni di piccole dimensioni, oltre che in essi di suicidi per gli uomini e l'eccesso di attribuzione di cause mal definite per le donne sarde. Le donne in questo lavoro dimostrano purtroppo di avere un ruolo negativo, perché purtroppo c'è una incidenza di casi e di mortalità femminile notevole, sia per patologie come quelle inserite nella fascia degli screening, per esempio i tumori al seno, ma soprattutto in un numero incredibile di cause cosiddette mal definite. Le cause mal definite sono il prodotto di una inadeguata, possiamo dire, certificazione di morte, anche perché non si sa bene poi perché, ce lo spiegheranno magari gli epidemiologi dopo, sono stati rilevati questi numeri assolutamente fuori scala, cioè non c'è un riscontro del genere a livello nazionale, è un numero assolutamente inappropriato e quindi questo dovrebbe far riflettere, diciamo, anche le istituzioni o l'autorità sanitaria in merito a queste cause mal definite, probabilmente invitando i colleghi certificatori a essere forse un pochino più precisi, più puntuali e questo, insomma, è un dato importante. Per il resto, se mettiamo a confronto per esempio i dati della mortalità in generale, cosa che epidemiologicamente in questo lavoro di sostegno 2012-2017 sulla mortalità in generale è stato fatto dal team di epidemiologi, si vede che rispetto alle medie nazionali, che è stato il termine di paragone, in realtà le donne muoiono un po' meno rispetto alla media, però dovendo focalizzare l'attenzione, mettendo la lente di ingrandimento sulle problematiche femminili, vediamo che c'è una certa quota di donne che appunto pagano un tributo notevole in termini di tumori appunto del seno, ci sono poi le problematiche dell'apparato digerente, quindi tumori dell'apparato digerente, nonché anche problemi di morte da demenza. Un particolare riguarda anche l'individuazione di alcune zone dove la mortalità è superiore in Sardegna. Beh, tornando sempre al sesso femminile, per esempio un dato che ci ha colpito molto è quello su Villacidro, che fa parte del numero dei comuni analizzati un po' più nel dettaglio, anche per cause perché superiori a 10.000 abitanti, e lì c'è una incidenza altissima di mortalità per tumori del fegato. No, questa è la prima ricerca in assoluto che viene fatta a livello regionale e nessuno ha mai prodotto una cosa del genere in modo così estensivo su scala globale riguardante tutti i comuni della Sardegna. Perché? Perché noi siamo partiti dal concetto che ormai non c'era più solo la percezione dello stato di malattia, chiamiamolo così, di questa regione, cioè uno ha la percezione che ci si ammala un po' di più e in modo diverso a seconda del territorio a cui appartiene, a seconda anche del ruolo, però anche i cittadini comuni si rendono conto che c'è una percezione di malattia che può essere in incremento, può essere anche di malattie gravi. Bene, noi abbiamo puntato l'attenzione proprio su questo, cioè nel smettere un po' di parlare di inquinamento rispetto ai tanti decenni in cui l'abbiamo fatto e capire se in effetti la stratificazione del rischio in termini di inquinamento questi ultimi 50-60 anni aveva prodotto delle conseguenze non soltanto percepite a livello di salute, di danno sanitario, ma anche misurabili, quindi con dei dati che poi sono dati ufficiali perché sono dati Istat, quindi non abbiamo fatto nulla di eccezionale, però abbiamo fatto qualcosa di eccezionale, secondo me, mettendo dentro un team di esperti, oltre naturalmente al lavoro che noi, la dottoressa Zuncheddu, insomma io, in rappresentanza però di tutti i medici per l'ambiente sardo, ci abbiamo messo e abbiamo fortemente voluto questo, cioè cercare di capire se in realtà le disuguaglianze a livello sociale e sanitario
che caratterizzano per esempio i siti di interesse nazionale per bonifiche o tante altre aree a forte impatto ambientale, correlavano con una serie di ricadute sanitarie. E quindi se questo del lavoro epidemiologico fatto in questo modo, con questa puntualità, con questa precisione, è utile per darci delle informazioni che abbiano naturalmente un fine poi costruttivo anche a livello di decisori politici, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Un'ultimissima cosa, le zone industriali di Porto Torres e del Sulcis hanno una prevalenza sulle problematiche tumorali? Hanno una prevalenza al nord, quindi Sassari Porto Torres, mentre c'è una prevalenza sì per alcuni tipi di tumori nel Sulcis, però c'è una forte incidenza di mortalità per malattie dell'apparato respiratorio. Ed eccoci con Claudia Zunchetto, che è presidente provinciale dell'ISDE, ex consigliere regionale, molto legata ai temi dell'ambiente, e parliamo soprattutto della donna, perché nel vostro report vengono segnalate malattie del sistema nervoso e disturbi psichici, soprattutto nella donna. Ma non è solo il problema del disturbo psichico, che sicuramente è stata rilevata un'incidenza molto elevata e abbastanza inquietante anche qui a Cagliari, per dire, ma noi purtroppo paghiamo costi molto elevati anche per l'incidenza del tumore mammario. E non solo, poi ci sono delle patologie come il cancro alla trachea, ai bronchi, ai polmoni, vescica. Si registra la stessa incidenza registrata nel sesso maschile qui a Cagliari, quindi l'incidenza è uguale nei due sessi, nei due generi. Questa ricerca che cosa vi ha insegnato? Questa ricerca innanzitutto ci ha imposto, a mio avviso, un qualcosa di molto importante, e cioè di parlare in termini solo ed esclusivamente scientifici, e anche se noi abbiamo delle ipotesi abbastanza attendibili, nate anche da precedenti lavori, preferiamo fermarci in attesa di approfondimenti epidemiologici che dicano con certezza quali sono le cause alla base di certe patologie per le quali c'è l'elevata incidenza. Da ex consigliere regionale, come ce la siamo cavata in questi 2 anni e mezzo di pandemia a livello di organizzazione regionale della sanità? A mio avviso è una tragedia totale, nel senso che mentre noi parliamo con forte preoccupazione dei decessi legati al Covid, che sono circa 1700 i sardi che sono morti, e questo è un dolore grande, una perdita grande per le nostre comunità, ma si tende a non parlare delle migliaia e migliaia di persone che sono morte e che stanno morendo per la mancanza di assistenza, perché il dramma adesso è che col Covid ha coinciso anche l'ulteriore e definitivo taglio, ma parliamo di tagli inesorabili a quello che è il sistema sanitario pubblico, per cui la prevenzione non esiste più, per cui solo i morti o quelli che si ammalano in tutto questo periodo per mancanza di prevenzione sarà tragico da qui a un po' di tempo, quando riusciremo a completare il bilancio di questi decessi. Per cui la gente muore oggi perché non ha più la possibilità di accedere ai controlli, non può accedere a quelli che sono i servizi di un ospedale, perché stanno chiudendo interi ospedali, e parliamo anche di quei colossi della sanità che erano al servizio non solo dei cagliaritani, ma che erano al servizio di tutta la Sardegna. Quindi quello che a noi preoccupa è l'atteggiamento del mondo politico, che continua con la solita demagogia: facciamo noi, hanno fatto gli altri, anche scaricare le responsabilità tra vecchie e nuove giunte regionali, cioè non è questo, cioè tutte le maggioranze che hanno governato
in questi ultimi tempi hanno pari responsabilità rispetto allo smantellamento del sistema sanitario pubblico. E la situazione è talmente drammatica che la stessa sanità privata non è assolutamente in grado di dare, nonostante sia molto aggressiva la sanità privata, tuttavia non è in grado di dare le risposte che sono richieste proprio dai bisogni della gente in questo momento. Un'ultima cosa, il passaggio da ATS a ARES è un salto di qualità, una positività o è ancora tutto da rivedere? Una delle grandi tragedie nella gestione della sanità sarda è stata proprio l'aziendalizzazione di un servizio rigorosamente pubblico, nel senso che quando il sistema sanitario pubblico ha vissuto la tragedia di essere gestito come si può gestire un'azienda privata, lì crolla tutto, nel senso che al centro, cioè che l'obiettivo non è più quello della salute, ma l'obiettivo è il profitto, cioè il profitto che domina su tutto, che questo naturalmente implica delle grosse ricadute sulla salute e sulla vita della gente. Adesso è più facile morire. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. E tu? Filiere ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. La Setrand, azienda leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Proseguiamo il nostro percorso settimanale. Abbiamo aperto parlando del settore immobiliare, poi del report realizzato dai Medici per l'Ambiente sulla mortalità in Sardegna e le sue cause. Adesso parliamo di grande attualità, perché nel corso della settimana precedente si è parlato soprattutto dei balneari che dovrebbero andare al nuovo bando per l'aggiudicazione dei territori demaniali il 1° gennaio del 2024, argomento che con Alberto Bertolotti, che è vicepresidente nazionale del sindacato balneari, abbiamo affrontato in numerose occasioni. Alla fine ha vinto la Comunità Europea.
Beh, diciamo che c'era una assoluta necessità che il diritto italiano si conformasse al diritto euro-unitario, e questo era un percorso ineludibile, quindi bandi non si sa certamente che si vada ad evidenza pubblica dal 2024. Il Consiglio dei Ministri la settimana scorsa ha esitato un emendamento che sarà contenuto nel disegno di legge della concorrenza, scegliendo un saggio percorso di proporre di chi si era impegnato nel passato, di chi aveva fatto più assunzioni, di chi aveva lavorato meglio. Sì, io stavo dicendo però che la saggezza del Consiglio dei Ministri sta nel fatto di delegare il Parlamento a scrivere la norma secondo dei suggerimenti, insomma secondo dei pilastri tra cui quello che ha citato lei, ovvero comunque delle garanzie derivanti dalle posizioni giuridiche legittimamente acquisite dal sistema dei concessionari uscenti. Lei nei giorni scorsi ha incontrato il ministro del turismo Garavaglia, che cosa vi siete detti? Il ministro intanto mi ha fatto veramente un'ottima impressione, una persona direi vicina alle imprese, lo si percepisce con netta evidenza. Il ministro sostiene appunto che il percorso scelto dal Consiglio dei Ministri sia un percorso il più valido possibile, una sintesi la più valida possibile, ma adesso sta al Parlamento scrivere la norma nel dettaglio e chiedere ai ministri del turismo appunto e delle infrastrutture di scrivere i decreti applicativi. Perché il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, si è schierato contro di voi? Ma questo non lo sappiamo, l'amico Settimo avrà le sue motivazioni, ci è sembrato una posizione abbastanza così ruvida, ma sempre incomprensibile, anche perché dall'interno del suo stesso partito, in particolare dal senatore Gasparri, che più di ogni altro in Forza Italia si occupa del problema, è stato anche in qualche modo, come dire, non voglio dire richiamato, ma gli è stato suggerito di tenere una linea che è la linea del partito relativamente a questo argomento. Questo discorso interessa 900 imprese in Sardegna, il chilometraggio più vasto in termini assoluti in Italia, sì, e 10.000 addetti nel corso della stagione estiva. Sì. Infatti la Sardegna possiede circa la metà dello sviluppo costiero dell'intera penisola italiana. Quindi come dire, un percorso che impatterà moltissimo sul nostro sistema economico, soprattutto sul sistema turistico, ma impatterà moltissimo su tutto il sistema italiano, perché il settore delle concessioni balneari, delle concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo, produce all'interno del PIL turismo, che è il 13% del PIL complessivo italiano circa, produce intorno al 27-28% del PIL turismo, quindi un settore importante, non soltanto quello delle concessioni demaniali, ma quanto l'intero sistema delle località balneari. Ecco. La scelta di vacanze in Italia e in particolar modo in Sardegna per il 64% negli ultimi anni, 64-65% deriva da motivazione balneare, quindi si può ben capire quanto sia importante per l'economia sarda. In Sardegna però la misura impatterà non soltanto sui circa 900 stabilimenti balneari, ma sulle oltre 4.000
concessioni demaniali marittime erogate per numerosissime attività che vanno dagli stabilimenti balneari, come detto, agli alberghi, ai ristoranti, alle discoteche, agli esercizi commerciali, ai bar, ai moli, alle marine, ai porti e tantissimi settori, quindi è una misura che impatterà veramente in maniera molto, molto estesa. Alberto Bertolotti è vicepresidente nazionale del sindacato balneari, ma storicamente presidente di Confcommercio Sud Sardegna, una delle sigle che ha firmato un appello all'assessore dei trasporti Todde affinché entro il 15 di marzo si possa avere la certezza della continuità territoriale per salvare la stagione turistica. È arrivata la risposta dell'assessore Todde ieri sulle pagine della Nuova Sardegna, ha detto che c'è un eccessivo allarmismo, ma ha detto che la vostra proposta deve essere accettata, quella del 15 marzo. Ma è evidente che debba essere accettata, perché non si può avere il rischio di non poter beneficiare delle prenotazioni che stanno arrivando in maniera, direi, a valanga per quanto riguarda la scelta della destinazione Sardegna. Lo stesso Ministro del Turismo Garavaglia sostiene che questa sarà una stagione record, ma lo sarà soltanto se il sistema trasporti funzionerà come si deve, lo sarà soltanto se la misura del Green Pass sarà omologata alla misura degli altri paesi europei, perché sennò si rischia che per difficoltà derivanti dal Green Pass il turista possa fare una scelta di destinazione diversa da quella italiana e soprattutto diversa da quella della Sardegna. E quindi insomma secondo me dobbiamo, tra l'altro, ed è una cosa che ho suggerito in più di una occasione all'ottimo assessore Todde, bisogna essere più coraggiosi, soprattutto bisogna guardare al di là di una legge che regola la continuità territoriale aerea in Sardegna, che risale agli anni 90, è una legge che non funziona più, è una continuità territoriale che non funziona più, non risponde alle esigenze delle imprese, non risponde alle esigenze di mobilità dei sardi, e non bisogna più vedere come un tabù anche un sistema misto e anche un sistema che si regolamenti nell'ambito di un principio di concorrenza. Di tutto questo parleremo tra poco insieme a William Zonca, che rappresenta come segretario regionale Will Trasporti Sardegna. Una curiosità: Alberto Bertolotti, un uomo profondamente legato al turismo, cosa ne pensa di queste aziende internazionali che hanno presentato alla Capitaneria di Porto di Cagliari 6 progetti per un parco eolico che si svilupperà soprattutto nella zona del Sulcis, con pale eoliche che in mare raggiungeranno 265 metri di altezza, quindi un palazzo di 80 piani. Certo, l'impatto sarà pesante. Io non vedo queste proposte alternative all'approvvigionamento di misure energetiche da fonti fossili, non lo vedo come un tabù. Magari fra 15, 20, 25, 30 anni i nostri figli e i nostri nipoti avranno modo di smontarle in una maniera semplice e con tecnologie che il mondo ci presenta, che la storia ci presenta ogni giorno sempre più all'avanguardia. Indubbiamente, insomma, sarà una scelta difficile, perché l'impatto sul paesaggio non è certamente un impatto di minima consistenza, ecco.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Abbiamo lasciato le problematiche che riguardano il settore balneari e del turismo in genere della prossima estate e parliamo in questa parte di Panorama Sardo di agricoltura, del settore rurale. Sono arrivate buone notizie nel fine settimana, c'è un impegno dello Stato per abbattere i costi dell'energia ed è sicuramente una buona notizia, direttore Tandeddu. Sì, certamente. Venerdì scorso, quindi è questione di giorni, il governo ha approvato un decreto legge per il contenimento dei costi dell'energia, che naturalmente riguarda l'insieme dell'economia italiana. Quindi questo avrà un impatto positivo anche sul settore agricolo. Sebbene non è che ci possiamo aspettare che vengano coperti integralmente i costi di produzione che stanno aumentando a dismisura in tutti i comparti dell'agricoltura. Ne vediamo alcuni nel dettaglio, parliamo di aumenti che sono stati riportati dall'Istat a livello nazionale, più 4,2 per la carne ovina e caprina, più 3,9 per l'olio, più 3,7 per il latte, 3,6 per il pane, più 3,2 pollame e patate, più 3 per l'acqua minerale, più 2,9 per il riso. Ma questi numeri riguardano l'Italia in generale. La Sardegna, che l'energia la paga a un prezzo più alto, ha anche delle problematiche più pesanti. Paga per esempio l'importazione, non essendoci una vera e propria continuità territoriale delle merci di cui parliamo da lungo tempo, e quindi le imprese agricole si approvvigionano di concimi, mangimi, antiparassitari dall'esterno, quindi il costo dei trasporti incide in maniera più pesante sulla produzione agricola sarda. Non so, nel settore del latte vaccino si parla di un costo
di produzione di 46 centesimi litro. Ora Arborea ha affermato di pagare 34 centesimi e l'accordo nazionale, che poi non è stato rispettato, parlava di 41 centesimi. Ecco, siamo in una situazione di questa natura. Abbiamo anche i numeri che riguardano l'importazione. Importiamo per il 73% la soia, per il 53% il mais, per il 38% la carne di maiale e per il 49% quella bovina, 64% il grano per il pane, 44% il grano per la pasta e 16% il latte. Sì, perché il tasso di autoapprovvigionamento regionale per molti comparti è bassissimo, questi dati lo dimostrano. Che cosa abbiamo in effetti noi? Abbiamo formaggi, e tra i formaggi pecorino romano, abbiamo agnelli, circa 1,5 milioni di agnelli o poco meno, abbiamo qualche carciofo e pomodoro da mensa che varca il Tirreno. Poi per il resto, nel comparto della carne bovina, si sa che noi, anziché ingrassare i vitelli, circa 50.000 vitelli in Sardegna, nella nostra isola, a 6 mesi prendono il via verso le strutture di ingrasso continentali che, è il caso di dirlo, fanno ingrassare i continentali, non i sardi. Noi poi ci troviamo ad importare poi le carni che ci servono. Poi nel settore suinicolo non ne parliamo, insomma, sappiamo che disastro ha combinato la peste suina africana e così di questo passo, cioè la produzione lorda vendibile in agricoltura sarda è da parecchi anni però di 1,5 miliardi, quanto una media industria agroalimentare del nostro paese. Per quanto incide sul prodotto interno lordo regionale? Allora, l'agricoltura dobbiamo fare un ragionamento, perché noi possiamo partire dall'incidenza della produzione di base, cioè all'uscita dell'azienda agricola. Però noi ci teniamo a precisare, lo facciamo in tutte le occasioni, che l'agricoltura muove però parecchia economia a monte e a valle del processo produttivo, perché parlavamo di quello che serve all'azienda agricola, concimi, mangimi, antiparassitari, poi ci sono i trasporti, poi ci sono le strutture commerciali, poi ci sono le strutture di trasformazione. Quando parliamo di industria in Sardegna, si badi bene che l'industria agroalimentare incide per non meno, dico io, del 20%, quindi dobbiamo considerare questo insieme, perché l'agricoltura da solo probabilmente incide sul 4-5%, non credo di più, però è un sistema virtuoso che porta al 12%. Probabilmente sì. Dei 6 miliardi investiti dallo Stato per aiutare le imprese italiane ad abbattere i costi dell'energia, una parte importante è dedicata all'agricoltura per promuovere l'uso del fotovoltaico. Sì, noi stiamo aspettando entro marzo un provvedimento che è indirizzato per esempio alla copertura dei tetti e delle abitazioni rurali e di tutte le strutture che servono all'azienda agricola, e questo è un fatto molto importante. Ma noi attraverso i fondi del PNRR, perché le energie alternative hanno uno spazio notevole, noi vorremmo andare oltre. Noi consideriamo la produzione di energia come un elemento della cosiddetta multifunzionalità, che non è solo agriturismo. Quindi l'agricoltore dovrebbe poter produrre energia senza consumo di suolo agricolo, perché qualcuno dice ma la Sardegna è vasta e quindi che cosa, anche se consumiamo un po' di suolo? No, l'agricoltura è nata per produrre beni alimentari e sappiamo quanto ce n'è bisogno. Quindi una cosa, questa è la prima fase, la produzione di energia sui tetti, altro è la possibilità di produrre energia
anche all'interno dei terreni agricoli entro una minima percentuale e non trasformando gli agricoltori in produttori di energia, ma mantenendoli agricoltori, anziché lasciare spazio a questa miriade di speculatori che vengono in Sardegna e non sappiamo da dove vengono, da chi sono controllate, se non in minima parte, e spesso incappano nelle maglie della magistratura, come è capitato anche qui nella provincia di Cagliari. Nell'appuntamento della scorsa settimana con Panorama Sardo abbiamo avuto il nostro ospite Mariano Murru, che è presidente degli enologi sardi, e con lui abbiamo parlato del rischio che nell'etichetta dei vini italiani ci fosse la postilla nocivo per la salute. 24 ore dopo si è deciso che questa idea di Bruxelles doveva saltare. Sì, abbiamo trovato anche una forte solidarietà da parte del Ministro, che si opponeva giustamente, così come molti parlamentari europei, ad iniziare da De Castro. È una visione sbagliata, perché non è il prodotto in sé dannoso. È dannoso quando si esagera, come in tutti gli alimenti. Cioè, se io mangio un eccesso di grassi è chiaro che mi verrà il colesterolo, ma un buon bicchiere di vino, diciamo che serve alla salute, come dimostrano anche i nostri centenari. Parliamo adesso del ripresentarsi di un grande problema della Sardegna, la peste suina. È un'attualità che riguarda la scorsa settimana. Sì, è bene parlarne e ne stiamo parlando, anche che c'è una buona disponibilità da parte della nuova unità di progetto. Quello che però notiamo a livello nazionale è che della Sardegna non si parla più, cioè 5 o 6 cinghiali malati osservati e registrati in Piemonte e Liguria hanno fatto scatenare il putiferio, giustamente, perché vi sono forti pericoli e io voglio dire, penso alla paura che hanno gli allevatori emiliani o lombardi di suini, però della Sardegna non si parla più. In Sardegna la peste suina è dal 1978. Abbiamo fatto, grazie anche alla precedente unità di progetto e alla Giunta Pigliaru, notevoli passi in avanti, tant'è che non ci sono focolai nel suino domestico da più di 3 anni e ugualmente nei cinghiali. Il governo ha stanziato immediatamente, dopo il Piemonte, torno a dire, 50 milioni di euro, di cui 15 per interventi strutturali, cioè impedire che i cinghiali possano avere contatti col suino domestico, con gli allevamenti domestici che in continente sono normalmente confinati, non sono allo stato brado o semibrado come in Sardegna. Però ve ne sono 35 destinati a coprire gli svantaggi che ne hanno i produttori per la mancata commercializzazione. Della Sardegna non si parla. Io vorrei sapere la Regione che cosa ha fatto nella conferenza Stato-Regioni o con il Ministro per dire ci siamo anche noi. Adesso, fiduciosi, dopo l'audit che hanno fatto alcuni ispettori della Commissione europea del settore della sanità animale, aspettiamo le decisioni della Commissione che arriveranno in primavera, perché in quel periodo normalmente si determina l'inserimento nelle varie fasce di rischio delle, diciamo, zone, regioni europee. Abbiamo motivo di essere fiduciosi, però anche la prima bozza di relazione degli ispettori francamente ci fa riflettere, quindi non possiamo dire avremo un risultato positivo. Naturalmente lo speriamo tutti quanti, perché i suinicoltori sardi hanno fatto sacrifici enormi per dotare le aziende delle strutture necessarie per la biosicurezza e poi molti sacrifici per i divieti di movimentazione. E dopo tanti anni è arrivata l'ora di liberalizzare il mercato, quindi speriamo in questo. L'ultima pagina della nostra chiacchierata la dedichiamo al settore dell'ortofrutta, che in questo momento sta attraversando un momento di crisi. Non c'è comparto che non sia in crisi,
perché si è parlato di suinicoltura, si è parlato di comparto ovicaprino, anche se il prezzo del latte oggi è aumentato rispetto al passato, con differenze però notevoli e inspiegabili tra il prezzo pagato dai caseifici sociali e il prezzo pagato dall'industria privata. Si è parlato della crisi dei bovini da latte, ma non ridono nemmeno i bovini da carne. E poi l'ortofrutta, che è un altro importante comparto dell'agricoltura sarda, perché noi abbiamo avuto un periodo di siccità, poi sono arrivate le alluvioni autunnali, primo inverno, e questo ha provocato per esempio allagamenti che tendono ad asfissiare le radici anche del carciofo, prodotto di eccellenza. Per molto tempo non si è potuto entrare nei campi perché i campi allagati non consentono le arature, quindi dovremmo vedere quanto grano duro per esempio si è riusciti a seminare. Quindi anche il comparto ortofrutticolo ha avuto danni che non sappiamo se la Regione ha valutato, perché non sappiamo se esista una relazione su danni avuti e la quantificazione del danno per poter richiedere l'intervento nazionale ministeriale. Nella nostra trasmissione, a proposito di ortofrutta, abbiamo presentato il progetto che è guidato dal mercato ortofrutticolo della Sardegna della realizzazione di un distretto dell'ortofrutta del sud Sardegna. Sì, abbiamo seguito attentamente, soprattutto nella prima fase, con capofila il mercato all'ingrosso, quest'idea del distretto del sud Sardegna. Teniamo conto che noi come Copagri, per esempio, siamo stati promotori di un biodistretto Sud Sardegna e Arcipelago del Sulcis. Ve ne sono molte di proposte, con 3 distretti riconosciuti, ma tanti altri che sono nella fase di riconoscimento. È un'opportunità che noi dobbiamo saper cogliere, perché anche su questo fronte il PNR destina 1.200 milioni di risorse che possono consentire l'ammodernamento di parecchi comparti dell'agricoltura. Quindi le risorse non mancano, dobbiamo essere capaci di utilizzarle. Grazie davvero Pietro Tandeddu, direttore di Copagri. Adesso andiamo con la linea regia, dopodiché parleremo di continuità territoriale con William Zonca, che è segretario regionale di Will Trasporti. Grazie Tandeddu. Grazie a voi. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. E tu? Filiere ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto cellino nel tuo supermercato di fiducia. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA
l'Associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il pronto servizio ecologico in caso di emergenze con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Abbiamo lasciato le problematiche che riguardano l'attività rurale e adesso parliamo di un grande problema che è quello della continuità territoriale alle porte della nuova stagione turistica. Nel corso di questi giorni c'è stato un intervento della deputata Deiana alla Camera, poi un comunicato del GAP che riunisce 15 sigle che rappresentano il mondo dell'impresa, un intervento della CGIL e con data 20 febbraio un comunicato di Will Trasporti Sardegna. A tutto questo ha risposto ieri sulle pagine della Nuova Sardegna l'assessore Todde. Ha detto c'è troppo allarmismo sul futuro e sulle prospettive della continuità territoriale. Una tirata d'orecchie, Zonca? Noi vorremmo che fosse una tirata d'orecchie con delle, diciamo così, proposte serie che sono sul piatto. Ad oggi i fatti sono questi, non ci spaventa a dire che non abbiamo voli programmati dal 14 di maggio, è la realtà. Il bando non è ancora uscito per quanto riguarda la continuità territoriale aerea e dunque l'allarmismo penso sia il minimo, anche se ormai ci stiamo facendo l'abitudine ad essere sempre in emergenza, purtroppo. Voi sottolineate nel vostro comunicato non si può continuare con questo clima di incertezza, bisogna trovare al più presto un nuovo modello stabile e adeguato alle esigenze dei sardi. E questa è una prospettiva che secondo l'assessore riguarderà il prossimo autunno. Per il momento il sogno è quello di essere autorizzati dalla Comunità Europea a fare un bando di 4 mesi aperto alle compagnie aeree per salvare l'estate. Sì, per salvare l'estate e salvare l'economia, ma ripeto, siamo sempre in emergenza e il sogno dell'assessore Todde, ma anche forse di chi c'era prima di lui, nel senso che è sempre stato un sogno dei sardi avere una continuità territoriale che sia costante, che abbia un traguardo, diciamo, temporale di almeno 4 anni. Questo non avviene, si ricerca sempre la proroga. Ormai siamo praticamente alla routine, per noi questo è impensabile, che un'isola come la nostra non abbia ancora trovato un modello consono alle sue esigenze, alle sue prospettive. Le altre isole, ipotizziamo la Corsica o le isole spagnole, hanno una loro continuità territoriale, non vedo perché noi in Sardegna non riusciamo ancora a mettere in piedi un modello condiviso di continuità territoriale aerea. Com'è stata la gestione di Volotea in questi 6 mesi? La gestione di Volotea è stata consona al target e alla tipologia di vettore. Si è trasformato nel tempo, dando ragione a noi che i servizi in continuità territoriale devono essere garantiti come lo garantivano i vettori tradizionali. Dunque Volotea ha iniziato con un imprinting di low cost, quale era, e ha allargato le sue, diciamo così, prospettive a servizi invece puramente di vettori tradizionali. Dunque tutto ciò che è necessario, per non dire indispensabile, a noi sardi per poterci spostare verso la penisola. Continuo a leggere il vostro comunicato dove si dice i danni maggiori si avrebbero soprattutto nello scalo di Cagliari, dove non vi è un solo soggetto che gestisca i servizi di assistenza. Esatto, noi a Cagliari, a differenza di Olbia e Alghero, dove il soggetto che gestisce l'aeroporto, dunque la società di gestione, ma anche quello che poi eroga i servizi di assistenza agli aeromobili e ai vettori è unico, dunque non influisce la concorrenza, non influisce il mercato, perché tutti i vettori che atterrano su Alghero o su Olbia devono fornirsi da quel gestore, dunque da l'azienda che fornisce i servizi di handling. Non è così a Cagliari, lo evidenziamo ogni volta che c'è la continuità territoriale che passa da un vettore a un altro. Abbiamo 2 soggetti che fanno dell'handling a Cagliari e il paradosso è che pur essendo uno scalo dove il lavoro non manca, anzi
uno scalo maggioritario, riusciamo ad avere delle problematiche occupazionali ogni qualvolta ci sia una variazione, diciamo così, di vettore, soprattutto per la continuità territoriale, perché incide e impatta in maniera notevole sui volumi di traffico dell'aeroporto di Cagliari. Avete segnalato che sono ridotte le tratte che riguardano la continuità territoriale, sono le stesse del 2021 quando si era in piena pandemia. Esatto, anche questo è un altro dato di fatto. È per noi inaccettabile che ad oggi abbiamo le stesse frequenze che avevamo un anno fa, sono 5 su Roma e 4 su Linate. Questo quando tutto va bene, se non vengono cancellate, oltre a sicuramente non avere degli orari che sono consoni, diciamo così, per chi deve recarsi nella penisola per motivi di lavoro oppure per transito verso altre destinazioni. Cioè sono degli aspetti che sono fondamentali e importantissimi per quanto riguarda lo spostamento dei sardi. Non possiamo stare ostaggio di orari non congrui per le esigenze che un lavoratore o un turista stesso ha. Concludiamo con un'osservazione sul finale del vostro comunicato, quando voi auspicate un modello di continuità territoriale garantita per almeno 4 anni come accadeva prima. Sì, io ricordo benissimo, ma come tutti gli altri, che i bandi precedenti vedevano almeno 4 anni di azione per quanto riguarda la continuità territoriale aerea. Basta rifarsi anche ai bandi di continuità territoriale marittima, addirittura che sono 6 anni più 3. Questo permette di avere un modello stabile e statico che consente sia ai vettori sia alle aziende di fare investimenti e di avere una prospettiva a lungo termine anche per affinare quei servizi e quel modello che noi vogliamo. È impensabile avere un bando che duri 1 anno o 2 anni e poi si rincomincia. Approfitto della presenza della redazione di Telesardegna di William Zonca per affrontare altri 2 temi. Il primo è Air Italy e affronto questo argomento proprio sulla base di quanto sogna l'assessore ai trasporti della regione Sardegna Franco Todde, una compagnia aerea tutta sarda. Noi riteniamo che una compagnia aerea tutta sarda non sia un investimento per nessuno. Una compagnia aerea regional dove abbiamo un grande vettore di riferimento nazionale da cui estrarre, diciamo così, una branca di aeromobili e personale che sia quello, diciamo, ripreso dal bacino di Air Italy, con la partecipazione della regione Sardegna, ma ancora di più anche con la regione Lombardia, magari anche con altre regioni che hanno il modello di continuità territoriale, immagino la Sicilia, sarebbe un'ipotesi realista. Ognuno deve fare il proprio lavoro, fare e gestire una compagnia aerea non è sicuramente un qualcosa che spetta alla politica o alla regione, questo è il nostro pensiero, ma riteniamo che invece la regione ha delle leve per poter far sì che questo avvenga attraverso una regione, dunque una partecipazione sicuramente di azioni con un grande vettore di riferimento. Lasciamo il trasporto aereo e parliamo di quello via mare. C'è una polemica che vorrebbe che la Sardegna acquisisse di nuovo una autorità portuale anche del nord Sardegna. Lei cosa ne pensa? Io penso che le autorità portuali devono essere messe a sistema. Si è fatta una scelta, il governo ha fatto una scelta, perché è una scelta che è calata dal governo, dunque ministeriale. Questa scelta ha identificato il bacino della Sardegna in un'unica autorità portuale. Sicuramente le realtà del nord Sardegna è una realtà importante che probabilmente merita un'evidenza per quanto riguarda la gestione dei porti. Però il principio deve essere un principio costante, cioè dobbiamo essere dentro un sistema portuale sardo. Se noi non rispettiamo questo principio e dunque mettiamo ipoteticamente le 2 realtà di autorità portuali a confronto ma anche in concorrenza, perdiamo tutti. Questo è quello che bisogna invece cercare di fare, mettere a sistema, e probabilmente un'unica autorità portuale di sistema è servita e servirà a questo. Dunque riteniamo che sia ancora presto per poter parlare di questa divisione. 4 mesi e dovrebbe decollare l'Agenzia dei lavoratori portuali, con in gioco 200 posti di lavoro degli ex dipendenti del Porto Canale. Cosa ne pensa? Questo è stato per noi un grande risultato.
e anche per le istituzioni che hanno lavorato affinché questo risultato venisse portato avanti. Parlo sia delle istituzioni nazionali che regionali che l'autorità portuale, che il presidente dell'autorità portuale. Questo perché? Perché abbiamo finalmente sancito un principio che molto spesso viene dimenticato, che la Sardegna e i lavoratori sardi sono uguali a quelli delle altre regioni. Questa agenzia è stata creata a Taranto, a Gioia Tauro. Era impensabile che non venisse creata anche a Cagliari, con le medesime situazioni, anzi con probabilmente delle prospettive molto vantaggiose. Riteniamo che sia un primo passaggio per uno sviluppo di nuovo del porto industriale di Cagliari. Noi lo vogliamo vedere in questo senso, cioè un ammortizzatore sociale che serve per il rilancio del lavoro, perché quello che noi chiediamo è che il porto industriale di Cagliari, dunque il porto canale, ritorni ai traffici di transshipment che aveva prima, con un imprenditore che faccia il terminalista in maniera seria. Si era parlato di qatariani interessati allo scalo industriale cagliaritano, poi tutto è saltato. Noi aspettiamo le notizie ufficiali, sì, sappiamo che c'erano diversi interlocutori, tra cui il Qatar, ma anche altre realtà probabilmente interessanti e anche posizionate sul mercato internazionale. Cagliari ha tutte le chance per potersi giocare un ruolo importante al centro del Mediterraneo. È un ruolo che ha necessità, per forza, di un aiuto non solo a livello regionale, ma anche a livello nazionale, per far sì che non entri in conflitto con degli interessi degli altri porti italiani stessi. Dunque serve che a Cagliari venga data una destinazione di produzione, quella sua naturale per come è logisticamente posizionata, ma anche per il retroporto, per tutte le infrastrutture che possono fare, è quella del transshipment, che in altri porti è molto limitato. Dunque riteniamo ci sia uno spazio sicuramente ampio per il porto industriale di Cagliari sul transshipment. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa, fornendo un valido supporto per la gestione di tutti i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
L'obiettivo è fornire alcuni elementi utili ad identificare in chiave strategica le priorità di sviluppo infrastrutturale della Sardegna, che hanno il fine di migliorare i livelli di mobilità e di trasporto delle imprese. La disamina degli interventi infrastrutturali presenti a livello regionale comprende l'analisi dei documenti programmatici quali gli allegati al documento di economia e finanza dal 2015 al 2019, l'allegato infrastrutturale al programma nazionale di riforma Italia Veloce 2020, lo schema del decreto legislativo degli interventi infrastrutturali da sottoporre a commissariamento, gli ultimi contratti di programma tra ANAS e Ferrovie dello Stato e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Il piano commerciale edizioni febbraio 2021 è quello edizione speciale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di agosto 2021 di Ferrovie dello Stato, nonché per ultimi il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le schede di lettura aggiornate a luglio 2021 ed il decreto ministeriale del 1 settembre 2021 relativo agli interventi in ambito portuale, che individuano le infrastrutture prioritarie per il territorio e le risorse a disposizione. Fino a che punto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza può aiutare la Sardegna a risolvere questo grandissimo problema che ci vede ultimissimi anche nel sud? Ma noi abbiamo voluto promuovere questo incontro appena svolto proprio per mettere in evidenza lo stato attuale delle infrastrutture attraverso uno studio elaborato da Union Trasporti, che presenta quindi una fotografia dello stato dell'arte, ma soprattutto per parlare di trasporti, come lei giustamente e correttamente ha evidenziato. Normalmente si parla di trasporti solo da e per la Sardegna. Con questo studio noi abbiamo voluto evidenziare la necessità di una dotazione di infrastrutture della mobilità, soprattutto per quanto riguarda la mobilità interna alla Sardegna, che è uno dei grandi vincoli ed è poi uno dei motivi per i quali stiamo assistendo ad uno graduale spopolamento delle zone interne della Sardegna. La capacità, la possibilità, la velocità nello spostamento è il fattore determinante perché si ritorni a vivere anche nelle aree meno impegnate sotto l'aspetto della produzione, dell'economia e dei servizi. Per poter far questo occorre che le persone abbiano la possibilità di spostarsi velocemente su strada o su ferro. Per rispondere poi alla sua domanda quanto il PNRR potrà incidere su questo, potrà incidere molto, sicuramente per quanto riguarda le ferrovie, perché il piano prevede in tutto l'ambito nazionale oltre 40 miliardi solamente destinati alle infrastrutture su ferro. Non dobbiamo dimenticare però che tra fondo complementare, FSC e fondi comunitari arriveranno anche in Sardegna tali e tanti di quelle risorse che potremo finalmente mettere mano anche alla rete viaria. Sempre nei giorni scorsi le sigle che rappresentano il mondo dell'impresa hanno preso posizione, così come la CGIL e la UIL Trasporti, sul problema della continuità territoriale. È arrivata la risposta dell'assessore Todde che sembra darvi ragione, nel senso punterà tutto sul 15 marzo. Certamente noi abbiamo voluto sottolineare come la data di cessazione della continuità, che è quindi il 14 o il 15 di maggio, non può essere certamente quella la data di scadenza prevista nel bando. Basta immaginare che per quella data, se ci fosse più, come ci sarà, più di un'offerta per effettuare i servizi di continuità da e per Roma e Milano dei 3 scali aeroportuali sardi, bene, nell'arco di una giornata l'ENAC dovrebbe regolamentare i vari vettori che hanno fatto la loro offerta e questo evidentemente non potrà essere che un servizio venga svolto alle 8 da una compagnia, alle 9 da un'altra e alle 10 da un'altra ancora. Pensiamo solamente al cambio di biglietti in caso di necessità, si creerebbe una tale confusione, oltre al fatto ovviamente che non possiamo pensare di arrivare sotto data senza poter prenotare i voli, sia per quanto riguarda il turismo ma anche per quanto riguarda tutte le altre necessità di trasporto. Come maggiore azionista, e parlo della Camera di Commercio dell'aeroporto di Cagliari, che valutazione fa del lavoro svolto in questi mesi da Volotea? Sostanzialmente positivo, vede, la prima volta che una compagnia low cost affronta un servizio di continuità con delle regole molto rigide e ferree.
Alcuni servizi non erano inizialmente previsti neanche nel bando, quindi ci si è dovuti adeguare. Noi riscontriamo innanzitutto una forte puntualità. È vero, qualche volo in meno c'è e a questo si sta ponendo rimedio. C'è un fatto anche positivo, che è una compagnia che una volta raggiunto il break-even non applica rigorosamente il costo della continuità territoriale, ma oggi è facilmente ritrovabile e riscontrabile sul sito dei biglietti per i residenti a prezzi più bassi di quelli fissati dalla continuità. Quindi ecco, sostanzialmente è una valutazione positiva quella che facciamo oggi. In questi giorni ha avuto la possibilità di conoscere profondamente Carlos Muñoz, il maggiore azionista di Volotea. Secondo lei gli iberici parteciperanno al prossimo bando? Sì, noi pensiamo di sì, perlomeno dalle dichiarazioni che sono state fatte da Carlos Muñoz. Teniamo conto che oggi la Sardegna, se non ricordo male, incide per oltre il 20% sul complesso delle attività di Volotea, quindi è sicuramente sta diventando la meta più importante. Il servizio che ha riscontrato da parte degli aeroporti sardi è di alto livello, quindi lui ci ha detto che sicuramente parteciperà ai prossimi bandi, sì. Un'ultima domanda, questa volta come presidente di Confindustria Sardegna. Si parla di 6 progetti che interessano il Sulcis Sardegna per un'area eolica con strutture che arrivano a 265 metri, un palazzo di 80 piani. Sì, ho sentito parlare di questi progetti. Devo dire la verità, ma non è la prima volta che lo faccio. Io non vedo l'utilità di questi progetti per quanto riguarda la Sardegna. La Sardegna certo fa parte dell'Italia, per cui oggi di fronte ad una comunità europea che va in maniera importante verso le rinnovabili, ci sono da fare alcune considerazioni. La prima che mi viene in mente è che se dovessimo fare un sacrificio, naturalmente bisogna capire quali saranno le compensazioni. Nel caso di campi eolici offshore, francamente io non vedo quali compensazioni potranno esserci, visto e considerato che il ritorno in termini di forza lavoro è modestissimo. Il ritorno in termini di utilità per la regione Sardegna è praticamente nullo, perché la Sardegna non ha bisogno di ulteriori energia elettrica. Noi siamo sicuramente per uno sviluppo delle rinnovabili, ma ad uso interno, a partire dalle abitazioni per andare anche alle attività produttive. Siamo per l'energy mix, quindi non vogliamo ricadere nel dramma che ci ha visto per tanti anni fuori dal sistema di approvvigionamento del gas. Guardiamo con attenzione le 2 fonti che secondo noi potranno essere veramente le vere fonti energetiche del futuro, che sono l'idrogeno e il nucleare di 4ª generazione, il nucleare pulito, la fusione. Questo la si sta sviluppando in tutto il mondo. Il ministro Cingolani, che certamente ha una preparazione sul tema al di fuori del comune, ne ha recentemente parlato in un incontro con Confindustria a Roma. Ecco, queste sono le tematiche che noi guardiamo con attenzione. All'inizio di gennaio, quando Panorama Sardo ha debuttato su Tele Sardegna, Maurizio De Pascale ci ha fatto gli auguri e i complimenti per questa nuova impresa. A questo punto è il suo interlocutore che deve fargli gli auguri e i complimenti per essere entrato nel mondo dell'editoria sarda con il 25% della Nuova Sardegna. La ringrazio, così come lei ha ringraziato me, e certamente è molto stimolante per chi come me ha fatto per una vita anche e soprattutto altre attività. È un mondo nuovo, un mondo che io sto osservando da un angolino e veramente mi sembra molto molto affascinante.
Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.